vari telefonini. Allora, benvenuti a questa conferenza, ce ne saranno altre due che diremo poi alla fine di questa serata. Diamo il benvenuto alla professoressa Rosanna Cioffi, professore emerito di Storia della Critica d'Arte presso l'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, e dopo aver conseguito gli studi di Storia dell'Arte presso l'Università Federico II di Napoli e ottenuto una borsa di studio presso la Fondazione Roberto Longhi di Firenze, ha dedicato la sua carriera alla ricerca e all'insegnamento universitario in importanti atenei italiani: Udine, Università Federico II di Napoli, Università degli Studi della Campania. È stato inoltre consigliere della Regione Campania per il quinquennio 2000-2005, dove ha lavorato alla promozione culturale del Consiglio regionale della Campania e collaborato al riordino della legge regionale per la cultura. Ha al suo attivo 120 pubblicazioni, tra libri, saggi e articoli, incentrati sullo studio della critica d'arte, sulle arti figurative del 7 e dell'Ottocento in Italia e in Europa, sul Grand Tour, sui rapporti tra arti figurative e massoneria e su temi legati alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali. Tra i suoi lavori hanno avuto un importante riscontro in ambito internazionale la grande mostra realizzata alla Reggia di Caserta, Casa di Re, un secolo di storia alla Reggia di Caserta, 1752-1860, dove fu prestato la testa del cavallo che è esposta al museo. Poi ha pubblicato il volume La ragione dell'arte, teoria e critica di Anton Raphael Mengs e di Winkelmann, e naturalmente l'importante pubblicazione La Cappella San Severo, arte barocca e ideologia massonica. A lei il microfono. Grazie. Grazie a Mario Guderzo per questa bella presentazione e grazie naturalmente per avermi invitato a questo ciclo di conferenze e avermi dato la possibilità di tornare a Bassano, nella bella Bassano che io ho frequentato parecchi anni fa nell'ambito delle settimane dedicate agli studi canoviani. Oggi in qualche modo vi accompagnerò in una visita piuttosto veloce, a volo d'uccello, in uno dei monumenti più importanti e più visitati di Napoli. A Napoli, nel cuore del suo centro storico, sorge la Cappella Gentilizia di Raimondo di Sangro, principe di San Severo. Personaggio di spicco dell'illuminismo, gran maestro della massoneria negli anni 40 del Settecento, committente di una delle statue più celebri della scultura italiana del Settecento, il Cristo velato, opera dell'artista napoletano Giuseppe Sammartino. Partendo da questa statua, oggi vi racconterò l'intreccio di politica, cultura e arte europea che si cela dietro questa cappella, che attualmente, come vi dicevo, è il monumento più visitato della pur ricca d'arte città di Napoli. Si tratta di una chiesa piccola e poco significativa. Ecco, questo naturalmente è l'interno che vi mostro, diciamo, nell'attuale organizzazione, perché vi dico subito che il Cristo che adesso vedete che è posto al centro della cappella, con questo, ahimè, io dico che è una specie di ring, non mi piace molto sinceramente, ma è necessario perché il flusso dei turisti è fortissimo, l'avvicinamento proprio per cogliere in qualche modo le caratteristiche della tecnica stilistica con la quale è stata realizzata, ma vi dico subito che originariamente il Cristo doveva essere posto, secondo le intenzioni del suo committente, il principe di San Severo, nella cripta sottostante, che vedremo insieme,
Quindi già questo ci fa capire che siamo all'interno di un progetto in qualche modo connotato, diciamo, di un significato simbolico e forse anche ermetico. Ma il Cristo non fu mai posto nella cripta, perché il principe a un certo punto morì e il figlio non fu in grado, non fu capace di continuare il progetto paterno e fu quasi, io dico, accantonato in una parte laterale della cappella, cioè sotto la statua della Pudicizia che trovate vedendo, diciamo, alla vostra sinistra nei pressi dell'altare maggiore. Ma questi sono soltanto, diciamo, dei piccoli assaggi del nostro percorso iniziatico. Quindi vi dicevo che naturalmente vi mostro anche la seconda statua importante, diciamo dopo il Cristo, che è questo Tisigano, opera di Francesco Quairolo. Perché ve la mostro subito? Ancor prima di cominciare il nostro percorso, diciamo, all'interno della cappella. Perché il padre di Raimondo, il duca di Torremaggiore, è un personaggio importante nella storia di questo ragazzo, del principe di San Severo, perché addirittura questo padre, uomo colto, dai molteplici interessi, però dalla vita scellerata, potrei dire, si macchiò a un certo punto di un delitto, di un efferato delitto. Uccise il padre di una fanciulla che egli aveva sedotto, che era un contadino, insomma erano, tra l'altro dobbiamo dire subito che stiamo parlando di una cappella e di un committente appartenente a una delle famiglie più prestigiose e di più antico lignaggio dell'aristocrazia napoletana, non tanto e non solo al tempo di Carlo di Borbone. Scusate, qualche data la devo dare perché il nostro percorso, diciamo, si sviluppa, il nostro percorso storico essenzialmente, scusate, intorno alla metà del Settecento. Quindi quando Napoli ormai è un regno importante, diciamo, diretto, governato da Carlo di Borbone di Spagna, futuro re Carlo III di Spagna. Ma prima che giungessero gli spagnoli, la casata del principe di San Severo aveva avuto un ruolo centrale importante in un trentennio, cioè 1706-1734, in cui Napoli è capitale di un viceregno austriaco. Perché lo sottolineo? Perché in genere si parla di questa Napoli borbonica, ahimè spesso, e anche piuttosto a ragione, come qualche cosa, diciamo, di piuttosto "arretrato" tra virgolette, rispetto a tutto quello che sarebbe successo nel corso dell'8 e del Novecento. Però non solo, qui siamo in un momento in cui Napoli è una capitale europea, capitale di un regno, quello di Carlo di Borbone, che aspira a essere un regno sovrano, autonomo dalla Spagna e a giocare un posto rilevante nello scacchiere europeo. Ma già prima, nel trentennio precedente, dunque Carlo di Borbone in qualche modo si trova la strada spianata, c'erano stati questi 30 anni di vicerame austriaco al tempo di Carlo VI d'Austria, imperatore, in cui c'erano state delle aperture verso una sorta di proto-illuminismo, di giusnaturalismo, insomma quell'importante fenomeno che fu l'illuminismo napoletano era stato preparato già prima al tempo degli austriaci e quindi il padre di Raimondo aveva avuto un ruolo, insomma, anche di un certo peso in questa apertura, in questo rapporto con Carlo, però era un uomo scellerato. Quindi fugge dopo questo delitto a Vienna, viene protetto da un circolo
di personaggi illuminati che faceva capo a un certo Rocco Stella. Ma che cosa succede? Che successivamente, non sappiamo con quanta consapevolezza, comunque si redime, torna a Napoli, diventa addirittura, dicono le fonti, diciamo, prende i voti. Cosa fa il figlio? Gli dedica alla sua morte questo monumento, realizzato da un grande scultore di origine genovese, formatosi a Roma, insomma, che avrà un peso nella cappella, e realizza questo disinganno dalle passioni. E quindi questa invenzione, diciamo, di questa iconografia, che è una sorta di unicum. Prima parlavo con Mario Guderzo, addirittura secondo diciamo, le fonti più folcloristiche, insomma, si parla del pescatore, perché facendo riferimento a questa rete realizzata, diciamo, con incredibile maestria dallo scultore. Ma perdonandomi questo piccolo excursus, cominciamo, diciamo, a entrare più nel merito poi della storia della cappella. Per comprendere sin dall'inizio di questa chiacchierata quanto e come nella storia della Cappella San Severo si intreccino fatti, scusate, inquietanti come il sopradetto, con credenze e dicerie di tradizione secolare circa l'attività di stregone e alchimista del figlio, devo anche sottolineare in qualche modo un interesse, un'attrazione ancora oggi giocata da questa cappella per degli aspetti, io direi, di carattere anche antropologico, legati appunto non soltanto al fatto, diciamo, al misfatto del duca Antonio Torremaggiore, chiamato così perché il titolo di principe di San Severo il nonno di Raimondo non glielo dà, quindi il padre, e Raimondo di Sangro diventa direttamente settimo principe di San Severo. E è tornato, diciamo, questo monumento anche a attrarre l'attenzione per questi fatti leggendari, legati anche all'attività di scienziato, alchimista borderline, se mi lasciate passare questo termine, appunto tra ciò che rappresenta l'alchimia, l'esoterismo, insomma nella tradizione rinascimentale, con tanta, diciamo, anche connotazione magica nell'attività di questi alchimisti che poi ricercavano la pietra filosofale e la possibilità di trasformarla in oro, e invece poi l'attività scientifica anche di scienziato del principe di San Severo, che comunque egli esercita, distinguendosi in genere da questa nobiltà napoletana piuttosto sfaccendata, secondo la tradizione, dedica alle cacce, dedica ai tornei, in parte vera, anzi in gran parte, però esistono alcuni personaggi di spicco anche all'interno di questa nobiltà che vuole avere un ruolo nel processo innovatore diciamo avviato con Carlo di Borbone, e il principe non disdegna di fare, diciamo, di esercitare un'attività. Per esempio, egli trovò un rimedio per stagnare le pentole di rame. Oppure anche si parla di una invenzione di una stoffa impermeabile. Insomma, era uno a cui piaceva anche esercitare una scienza, che chiamerei oggi, con un termine più attuale, una tecnologia che doveva stupire, e dunque comincia a nascere questa fama, diciamo, di mago e di stregone. Ma comincerò con le parole di un artista la cui presenza aleggia in questo luogo,
che si recò a Napoli nel 1780. Vi mostro questa bella immagine di un paesaggista che si chiama Giovan Battista Lusieri, Napoli da Pizzo Falcone, dipinto nel 1791, quindi siamo più o meno una decina d'anni dopo dell'arrivo di Canova a Napoli, provenendo da Roma insieme con l'amico e architetto Gianantonio Selva. È un Canova 23enne, sceso nella capitale borbonica per vedere Ercolano, Pompei, il Museo di Portici, che si reca a visitare lo studio di Filippo Morgan, un incisore delle antichità di Ercolano, cioè questa serie di rappresentazioni che tanta fortuna ebbero in Europa e a cui attinse anche lo stesso Canova, e forse si dice anche che il famoso gruppo di Amore e Psiche nascesse come progetto da una incisione proprio vista nello studio di Morgan a Napoli. Ma sentiamo, si reca anche a visitare la Cappella San Severo, quindi era un'attrazione evidentemente già al 1780. Dico subito che la cappella comincia a essere decorata con questo ciclo di statue tra il 1750 e il 1770. Cosa scrive Canova? Napoli, 2 febbraio 1780. Scusate, vi lascio appunto quest'immagine di questo bel ritratto che conoscerete sicuramente, di un Canova piuttosto giovane, e poi la pagina del diario in cui proprio scrive di questa visita. Questa mattina ci portassimo nella cappella della casa di San Severino, così la chiama. Questa cappella, questo è l'interno, è ripiena di statue e depositi di marmo. Fianco la statua velata della Pudicizia, fatta dal Corradini con l'iscrizione del detto in queste parole. È scritta e dettata direttamente dal principe di San Severo. E che cosa si dice in questa iscrizione? Che si rende omaggio a Antonio Corradini, veneto, era veneziano, scultore cesareo, cioè gli riconosce il fatto che fosse stato scultore di Carlo VI d'Austria, quindi dell'imperatore. E ci sono 2 momenti in questa lapide importanti su cui riflettere. Quel vel ipsis Grecis invidendi auctori, cioè cosa significa? Che gli stessi greci avrebbero provato invidia per questo autore, sottolineando che cosa? La capacità dell'autore, dello scultore, dell'artista di scolpire questo velo della statua della Pudicizia, simulando in qualche modo, ispirandosi al cosiddetto panneggio classico, cioè dei panni bagnati, attaccati sul corpo. Ci tornerò naturalmente su questi aspetti. E poi l'aspetto interessante anche che mi preme sottolineare è che egli morì obit, anno domini 1752, templi ornamenta meditabatur, mentre pensava, progettava, meditabatur, chi? Corradini, ornamenta huius templi, gli ornamenti, la decorazione di questo tempio. Quindi è interessante a questo punto, il primo segnale che noi abbiamo, che c'è stato qualcuno che ha progettato insieme col principe di San Severo tutta la decorazione, le varie statue, l'iconografia delle varie statue della cappella. E chi? Uno scultore veneziano. Ma come continua il nostro Canova? Vi sono ancora un Cristo, appunto fa riferimento al nostro Cristo velato, di figura naturale, perché questo è anche interessante da notare.
Mentre la pudicizia, l'indisinganno che vi ho fatto vedere sono dei colossi, delle statue molto grandi, il Cristo invece ha una dimensione, diciamo, naturale, quindi ha una grandezza naturale e Canova lo nota. E sentite qui, posto sopra un lenzuolo e coperto da un velo, il quale mi parve di più merito della statua del Corradini. Giudizio di qualità, condivisa poi anche successivamente, circa la qualità tecnica, naturalmente l'estremo virtuosismo con cui San Martino scolpisce il velo. Questo Cristo è opera di Giuseppe Sammartini, ora vivente, ma le due statue che mi parvero più meritevoli furono una Santa Rosa in ginocchioni e il santo della cappella di facciata, che è questo santo Derisio, entrambi opera di Francesco Quairolo, cioè lo scultore che ha realizzato il Disinganno. Grandissimo scultore, e quindi che cosa vogliamo notare? La capacità di Canova, un 23enne, che è in grado di cogliere naturalmente le differenze stilistiche e anche di metterle in una scala. E ancora cosa dice? Il pavimento, questo guardate è il pavimento attuale della cappella, che in un cotto consumatissimo, fu messo agli inizi del Novecento, del secolo scorso, quindi, ma vedete con la freccia gialla indicata un pezzetto di pavimento a forma, diciamo, che ha una sorta di, riconoscete, una sorta di labirinto, perché originariamente la cappella, questo è un effetto naturalmente digitale realizzato, doveva essere tutta, il pavimento era tutto un labirinto. Naturalmente cominciamo, diciamo, a sentire anche qui una certa aria, chiamiamola così, o aura, ancor meglio, magica. E infatti Canova dice: il pavimento è di vaga invenzione, quindi nota questa caratteristica, e veramente si vede che per fare questa cappella non hanno risparmiato in oro. Quindi Canova registra una ricchezza di materiali che a quel tempo devono fare un effetto straordinario. Adesso mi dovete un momento seguire con la fantasia, perché io purtroppo oggi non si vedono più questi colori, ma così come Canova era stato colpito da questa ricchezza, diciamo, decorativa, come ci raccontano le fonti del tempo, a proposito degli esperimenti del principe di San Severo, che era, diciamo, oggi forse potremmo dire un parachimico, insomma, ma comunque gli piaceva molto, diciamo, lavorare, fare esperimenti, proprio, per esempio, tingere, realizzare, diciamo, pietre preziose ma finte. Egli aveva realizzato, per esempio, tingendo, diciamo, la pietra di rosso, il porfido, di blu il lapislazzuli, aveva realizzato, diciamo, lo stucco come se fosse della madreperla. Questo ci raccontano le guide del tempo e io mi ero basata nei miei studi, diciamo, passati su queste guide, però la conferma poi la tecnica di oggi che ci aiuta. C'è un gruppo di lavoro di chimici dell'Università di Bari che hanno studiato anche proprio queste, diciamo, queste pietre dipinte, perché oggi in cappella vediamo soltanto vagamente qualche ancora impressione rossastra oppure bluastra di come dovevano apparire diciamo, questi materiali, e dunque naturalmente questa aura, questa fama, diciamo, di mago stregone di Raimondo. Ma adesso è tempo di parlare, di tornare a parlare di scultura, e lo facciamo appunto ritornando alla nostra pudicizia, che come vedete è la prima statua sulla sinistra. Quando arriva Corradini, chiamato da Raimondo, io lo chiamo familiarmente così, perdonatemi, ma ho cominciato
a occuparmi di queste cose, ahimè, perché devo dire necessariamente la mia età, ma del resto sono in pensione, quindi ma veramente ho cominciato circa 40 anni fa e sono per me ormai personaggi familiari e quindi Raimondo Di Sangro chiama Antonio Corradini nel 1750. Lo chiama da Roma perché in quel periodo Corradini si trovava a Roma, ma era stato a Venezia, aveva lavorato diciamo, per la corte russa, per Carlo VI, insomma è un personaggio internazionale e quindi vuole affidare, non certo, diciamo, non c'è nessuno a Napoli, poi vedremo come entra questo napoletano a fare il Cristo velato, ma non c'era nessun artista di grande spicco per realizzare questo suo progetto a cui teneva tanto e poi perché teneva tanto. Ve lo devo dire, faccio come dire un piccolo tuffo in avanti per non lasciarvi troppo diciamo in sospeso, perché Raimondo Di Sangro, oltre che dilettarsi di alchimia e di scienza, era un militare e era un colonnello dell'esercito borbonico che ha un ruolo anche importante nella battaglia di Velletri del 1744, quando Carlo di Borbone respinge un tentativo degli austriaci di riprendersi il regno di Napoli. È pregno di cultura illuministica perché lui è un lettore dei freethinkers inglesi, degli illuministi francesi. Come sappiamo questo naturalmente? Perché c'è stata, insomma, abbiamo la fortuna di aver ritrovato delle carte nell'archivio notarile di Napoli in cui alla sua morte il notaio redige, come succedeva per i grandissimi patrimoni, tutto l'elenco, diciamo anche della cappella, quello che c'era, ma soprattutto ci dà un elenco addirittura della sua biblioteca, 1600 titoli che io ho esaminato, più vari, ma naturalmente ci troviamo anche i classici, l'Encyclopédie per dirci Voltaire, Montesquieu, ma anche Bayle o Shakespeare o Toland, insomma era un personaggio di spessore. E dunque cosa aveva progettato insieme con alcuni altri militari o nobili che avevano voglia di prendere parte a questa programma illuminato di riformismo illuminato di Carlo di Borbone, spingendolo diciamo in una chiave anche forse un po' più laica e autonoma rispetto al tradizionale rapporto con la Chiesa di Roma. E tutto questo era potuto avvenire grazie a una sorta di rete, network, oggi potremmo usare un termine per comprenderci, quale fu la massoneria. Massoneria del Settecento, che fu un momento, diciamo, di grande progressismo sul piano, diciamo, della libertà di religione, di stampa, di parola, insomma, per cui ci fu una serie di rumori, potremmo dire, a Napoli a un certo punto in cui accusano, diciamo, il principe di San Severo di essersi messo a capo di un movimento pericoloso che potesse addirittura portare, diciamo, a una sorta di bouleversement, insomma, ricordiamoci che 40 anni dopo ci sarebbe stata poi la rivoluzione napoletana del 1799, quei 6 mesi di Repubblica vissuti a Napoli, solo 6 mesi perché poi naturalmente furono i martiri, furono afforcati, il fiore della nobiltà napoletana che aveva simpatizzato, diciamo, con gli ideali della rivoluzione francese scoppiata 10 anni prima, nel 1789. Quindi sono fermenti che si preparano in questi decenni precedenti e Raimondo inizialmente voleva avere un ruolo, però i tempi non sono maturi, quindi Carlo, il Papa con la bolla appunto antimassonica, Raimondo pure, scusate, Carlo fa l'editto antimassonico nel 1751, insomma tutto viene messo a tacere. Ufficialmente. Raimondo addirittura fa una bravura
invia una lettera lunga pubblicata al Papa Benedetto XIV in cui dice: "Ma io in fondo ero entrato in questa società perché, mi era sembrato interessante il fatto che si unissero personaggi di una certa cultura, che si incontrassero nobili e giureconsulti", vedete, nobiltà e borghesia di un certo livello, i magistrati per intenderci. Insomma, cerca di spiegare e soprattutto di salvare anche i confratelli, però era rimasto nel suo cuore e soprattutto nella sua mente questo progetto che egli affida, almeno secondo la mia interpretazione, alla sua cappella, che è una sorta di tempio delle virtù massoniche. E allora a questo punto dobbiamo un po' collegare progetto, idee di cui abbiamo parlato fino a questo momento con monumenti, statue e iconografia. Ecco allora perché l'importanza dell'arrivo di Corradini a Napoli, perché Antonio Corradini era uno scultore massone. Sono stati ritrovati, il suo nome compare in un elenco di massoni, in un documento dell'archivio di Napoli, e quindi c'era una sorta di complicità. Raimondo comunica a questo artista questo suo progetto, il quale realizza una serie di bozzetti che saranno di riferimento anche per gli artisti successivi. Perché? Perché Corradini è costretto, cioè costretto dal fato, ehm, resta soltanto 2 anni a Napoli, nel 52 muore. Cosa ha realizzato però per la cappella? Ha realizzato 4 monumenti importanti, ma io mi soffermerò, per ragioni naturalmente di tempo, scusatemi, io poi quando parlo di queste cose mi appassiono e, parlo anche un po' troppo, ma, devo fare tutti i vari passaggi, mi auguro, per essere quanto più chiara possibile. Quindi, come nasce questa iconografia di questa pudicizia? A chi è dedicato? Naturalmente il monumento, scusate quest'ulteriore parentesi, si presenta come ufficialmente come la cappella gentilizia del principe di San Severo. Cioè lui progetta una serie di tombe decorate con iconografie, con delle statue che ricordano o il valore dei maschi della sua casa o le virtù delle donne. E quindi le 2 sculture chiave, insieme con il Cristo, ehm, di tutto diciamo, il percorso massonico, sono proprio i monumenti dedicati al padre e alla madre. Perché così come il disinganno, che si, libera da quella rete delle passioni, doveva ricordare poi, questa vita sregolata, del padre, la madre che egli non riuscì a conoscere, diciamo, perché morì, che egli aveva poco più di 1 anno e quindi resta questo mito di questa Cecilia Gaetani dell'Aquila d'Aragona, che però, scusate ma lo devo dire, era la figlia della coppia leader, dell'intelligenza napoletana dei primi decenni del '700. Nicola, dell'Aquila d'Aragona, che era il protettore di Giambattista Vico, scusate se poco, e Aurora Sanseverino, poetessa arcade, donna di grande, diciamo, apertura e cultura. E questi erano i genitori di questa signora, diciamo, di Cecilia, che è la mamma di Raimondo, e sono quelli che poi crebbero e coltivarono anche, questo nipote. Quindi nulla nasce dal nulla, almeno per fatti culturali. Ecco, la cosa per cui io mi innamorai a suo tempo, diciamo, di questo personaggio, perché egli era, pur essendo un nobile di altissimo lignaggio, egli parlava di una nobiltà dell'animo, di virtù che non derivano dal lignaggio, dal sangue, ma dalla professione, diciamo, del bene e del buono. Quindi Corradini
ha questo diciamo compito di realizzare questo progetto. Cosa significa questa statua? Innanzitutto la valutiamo dal punto di vista stilistico, è ultima di una serie di velate che vi presento qui, che egli aveva realizzato diciamo nei decenni precedenti, quindi c'è la prima che vedete accanto alla Budicizia che si trova al Museo del Louvre, la prima che ricordano le fonti, poi c'è ancora questa religione velata nel Duomo di Udine, al grandissimo mausoleo Manin, poi ancora questa statua sempre che rappresenta la religione velata, si trova nella Granja di San Ildefonso a Madrid, era stata donata diciamo alla madre di Carlo di Borbone, Elisabetta Farnese, e poi questa Vestale Tuccia che si trova nel museo della Galleria di Barberini a Roma. Quindi vedete però perché le ho messe tutte insieme? Perché a parte per testimoniare diciamo la capacità tecnica del panneggio di Corradini, ma anche in fondo questa tecnica che era funzionale sia a delle statue di argomento diciamo pagano, appunto una Vestale, la famosa Vestale Tuccia, oppure virtù, oppure la religione velata. Questi sono riferimenti che noi traiamo, noi storici dell'arte. Esiste per fortuna una sorta di manuale che si chiama Iconologia di Cesare Ripa del 1594, la prima edizione, che viene utilizzata poi per circa 3 secoli dagli artisti per rappresentare, diciamo, le figure, le idee che dovevano essere scolpite o dipinte. Però naturalmente di volta in volta, ecco l'opera dello storico dell'arte, noi dobbiamo valutare rispetto al contesto generale come interpretare, diciamo, una certa iconografia. E adesso entriamo un po' più negli aspetti tecnici per capire, partendo sempre dalle parole di Canova, perché gli era piaciuto tutto sommato più il panneggio di San Martino che quello della Pudicizia. Se ci facciamo caso, ma poi chi avrà la fortuna, non so se alcuni di voi conoscono già questa cappella, ma se avrete la possibilità di vedere queste statue, insomma da vicino si coglie molto più direttamente. La grande differenza, diciamo, nel modo di scolpire, di realizzare poi questi veli, perché mentre qui ci sono dei particolari nella testa femminile che raffigura proprio una tipica, diciamo, statua neoclassica, però nello stesso tempo noi cogliamo una certa durezza nella, diciamo nella tecnica, probabilmente voluta, non voglio limitare la capacità di Corradini, che pure era stato veneziano, aveva restaurato molte statue greche che provenivano poi dalle cose, non so se definirli acquisti, saccheggi, insomma, di questi mercanti veneziani che costeggiavano tutta l'Illiria, e quindi il resto Corfù era appunto un possedimento veneziano, quindi portavano tutti questi reperti archeologici di pezzi greci, non romani. E quindi Corradini ne restaura alcuni, e quindi un po' di tecnica l'aveva anche assorbita attraverso questo studio dell'antico, ma quanto diversa invece è la tecnica della testa di questo Cristo, in cui in realtà scusate, San Martino, che non conosce, non ha studiato l'antico, non ha studiato nessuna statua classica, insomma deriva da una tradizione di grande scultura barocca napoletana, o al massimo ha studiato dei modelli del Cinquecento, insomma di Rinascimento spagnolo, ma egli non persegue questa volontà classica di perfetta distinzione tra volto sottostante e velo trasparente coprente. C'è una sorta di fusione, diciamo, tra le due parti, quella diciamo della testa e quella del velo nella statua del Cristo,
che però danno quasi un effetto di cera, come se fosse plasmata una cera piuttosto che una pietra, un marmo, danno quella suggestione di verosimiglianza, di presenza quasi di un panno bagnato, più che panno unto, possiamo dire, come leggeremo di qui a poco, più che invece la figura velata, diciamo, del Corradini. Che cosa vi leggerò adesso? Perdonatemi questa ancora citazione da una fonte settecentesca, ma così possiamo anche cogliere meglio oggi come già a un tempo si era capito, insomma, cosa succedeva. Eccolo qui. Ve l'ho trascritta questa citazione così mi potete seguire meglio. Chi è questo Leandro Moratín che vi presento in questo bel ritratto di Francisco Goya, suo amico? Era un letterato spagnolo, illuminista, che si reca anch'egli a Napoli e visita la cappella nel 1793. Cosa scrive? Ciò che più si apprezza tra le sculture di questa cappella è un Cristo defunto, coperto anche con un velo. Opera di Giuseppe Sammartini. Scusate, voglio tornare un'altra volta. Ecco. Opera di Giuseppe Sammartini, celebre artista napoletano, morto da poco tempo. Mi è sembrato questo lavoro eccellente in tutte le sue parti. Il finto velo di marmo sembra trasparente e scopre alla vista, però ecco, vi rimetto le parole, e scopre alla vista il cadavere che giace sotto. Si distinguono le forme del viso, le braccia, i piedi irrigiditi, insomma tutto il corpo nudo, che col sudore della morte e supponendosi una certa umidità del luogo in cui si trova, e quel che è ancora più verosimile, che il velo sia inzuppato in qualche unguento aromatico, si diverte ad apparire come se fosse scoperto, inganna i sensi, fingendo nel marmo una docilità e diafanità che non ha. E senza la minima violenza riunisce al contempo il difficile col bello. Questo è un effetto ottico e tangibile che Moratín coglie al tempo in cui la statua del Cristo si trovava ai piedi della Pudicizia. Ecco quel passaggio, diciamo, iniziale che vi ho fatto. Perché? Questo effetto descritto, diciamo, di panno inzuppato quasi in un unguento, come mi ha spiegato mio marito, che è un fisico, si parla di effetto della parete fredda, cioè quando in questo caso i raggi del sole penetrano dal finestrone della cappella, cosa succedeva nella posizione in cui si trovava il Cristo? Che venendo a battere in determinato periodo della giornata contro la superficie fredda del marmo, si creavano delle micro goccioline che davano proprio questa sensazione. Ora noi non lo vediamo più perché il Cristo è stato spostato, si trovava sotto la pudicizia, quindi si pone adesso, non c'è, però si vede invece in un'altra statua che si trova nella stessa direzione, diciamo, dove si trovava originariamente il Cristo, che è un angelo posto ai lati dell'altare, dove in certi momenti quasi si intravede, diciamo, una piccola lacrima. Questo me lo fece notare tantissimi anni fa una guida del tempo che quando io mi andai a visitare la cappella, diciamo, trentenne. Ora però dobbiamo ritornare alle parole, diciamo, del principe per capire i rapporti che esistono tra il Cristo, la cripta, Corradini, San Martino e la massoneria. Nel mezzo di questa cripta, scrive Raimondo di Sangro fu pubblicato in francese da Monsieur le Prince de Saint-Sever, naturalmente il principe di San Severo, scritte a Monsieur l'abbé Nollet dell'Académie des Sciences a Paris nel 1754. Qui io vi mostro
una incisione per farvi capire anche l'importanza di questo corrispondente di Raimondo, di queste sue lezioni anche sull'elettricità. Che cosa scrive, Raimondo a questo abate Nollet? Nel mezzo di questa cripta, ecco, cominciamo a entrare, diciamo, vi faccio naturalmente una ricostruzione ipotetica, perché attualmente si accede alla cripta, che vediamo in questa facies, diciamo, ottocentesca. Al centro c'è questa sorta di lapide bianca dove era previsto il Cristo, e oggi si vedono quei famosi, diciamo, chiamiamoli macchine anatomiche secondo le fonti dell'epoca. Oggi si vedono questi manichini con questi teschi e questa rete, diciamo, di finte naturalmente vene e arterie realizzate da un medico anatomista amico di Raimondo. Però vi preciso subito questo, che la presenza di queste macchine anatomiche oggi nella cripta sottostante è tutto sommato recente, cioè furono portati alla fine dell'Ottocento. C'è una guida dell'epoca, insomma, che parla della fine dell'Ottocento. Originariamente si trovavano nella sala, diciamo nel palazzo del principe, in un appartamento cosiddetto della Fenice, dove si trovavano, diciamo, queste sale in cui poi Raimondo faceva i suoi studi e i suoi esperimenti. Cosa dice? Nel mezzo di questa cripta sarà posta una statua di marmo scolpita a grandezza naturale, rappresentante nostro Signore Gesù Cristo morto, coperto di un sudario trasparente realizzato dallo stesso blocco della statua. Quindi niente, diciamo, velo applicato, insomma, se ne sono dette tante. Si è parlato anche di velo pietrificato grazie agli esperimenti di Raimondo, ma in realtà, insomma, è tutto un blocco, e quindi, come vedete, lo stesso Raimondo ci teneva a dirlo, ma fatto con tanta arte che lascia stupiti i più abili osservatori. È l'opera di uno dei miei scultori, un giovane napoletano chiamato Giuseppe Sammartino. Ora io ho fatto questa piccola, proprio così, ricostruzione ipotetica, nel senso di mettere questa statua dove sarebbe dovuta andare. Ma in più propongo anche un'altra, diciamo, immagine ipotetica. Scusate, ecco. La cripta era stata pensata da Raimondo come una sorta di caverna, e quindi tutto sommato il Cristo doveva essere così configurato. Poi questo non si realizza, però anche questa specie di percorso che doveva cominciare, diciamo, in una sorta di caverna con questo Cristo velato, che poi vedremo che cosa, secondo un'interpretazione, diciamo, che ho avanzato, potesse rappresentare. Ma dobbiamo andarci per gradi. Come pure, stabilito quindi che San Martino realizza questo Cristo, ma quello che tenevo a ricordare anche qui, in questo luogo, in questa, diciamo, in questa città, in questa regione, è che l'origine, diciamo, non è napoletana di questo Cristo velato. L'idea viene a Corradini, che è l'autore del bozzetto più in alto, che fortunatamente ci è rimasto. Pensate, dei 36 bozzetti, ahimè, sono andati tutti dispersi, però uno è rimasto, e poi, diciamo, uno di Corradini, quindi, che faceva parte del gruppo originario dei 36 bozzetti di Creta. Noi come le sappiamo queste cose? Naturalmente ci tenevo a dare il riferimento storiografico preciso. Ne parla questo Gian Giuseppe Origlia, che è un amico di Raimondo, massone anch'egli, che scrive nel 1754 questa storia dello studio di Napoli. Cioè, che cos'è lo studio di Napoli? È la storia dell'Università di Napoli, che voi sapete ha un'origine appunto fridericiana, alla metà del 200, e Origlia pubblica questa storia in 2 volumi, e la cosa incredibile qual è? Che nel secondo volume noi abbiamo una nota di 90 pagine dedicate a Raimondo di Sangro,
alla sua biografia, alle sue, diciamo, invenzioni, alla cappella, alla data però 54. Quindi perché succede questo? Perché siamo proprio a ridosso dei rumori della massoneria, dell'editto antimassonico, quindi Raimondo deve rifarsi una, in qualche modo, figura, diciamo una fama di studioso, di mecenate, facendo dimenticare il suo impegno politico e il suo progetto. Perché metto insieme questi bozzetti? Per dimostrarvi che l'idea originaria è quella appunto di Corradini, però poi, come succede naturalmente, uno scultore deve anche non solo dar prova di sue capacità, quindi Raimondo, prima di dare in mano a questo giovane, tra virgolette, San Martino, era poco più che trentenne, un'opera così delicata nella sua realizzazione, fa anche egli dei bozzetti, ma come vedete sono profondamente poi diversi e più vicini, diciamo, alla realizzazione finale. Noi non, come è stato attribuito questo primo bozzetto a Corradini? Perché è molto vicino naturalmente a questa Pietà presente nella chiesa di San Moisè, vedete le testine appunto dei due degli angioletti, gli stessi appunto che si trovano nella parte, diciamo, bassa del, sotto, sul manto, diciamo, del Cristo, e ancora guardate quel fiocco di quel cuscino su cui si appoggia il Cristo. È lo stesso dei due cuscini che poi troviamo nel bozzetto. Invece la cosa che vi volevo far notare è proprio questa, guardate, nell'ultimo bozzetto, che poi è stato bocciato evidentemente da Raimondo, addirittura Corradini, che non aveva nessuna dimestichezza con la statuaria classica, aveva pensato di incrociare le gambe, diciamo, del Cristo. Ma veniamo adesso finalmente al nostro percorso massonico. Al di là, fino a questo momento abbiamo parlato della pudicizia, della velata, che è una sorta di sapienza ermetica che può essere svelata soltanto alla fine del percorso massonico, il massone che si è liberato delle passioni umane, tendendo, diciamo, alla pratica della virtù, ma che inizialmente è come una sorta di cieco che ha bisogno di vedere, diciamo, di riacquistare la luce. E quindi come sono arrivata a questa ipotesi? Al di sotto del disinganno, il personaggio che abbiamo visto all'inizio, diciamo che si sta liberando dalla rete delle passioni, si trova questo bassorilievo sul piedistallo che rappresenta un episodio, diciamo, evangelico, un miracolo di Cristo, Cristo che dona la vista al cieco. Però esiste un catechismo massonico che ci descrive la ricezione di apprendista. I 3 gradi della massoneria sono apprendista, compagno e maestro, quindi il primo livello. Dice il fratello venerabile chiede al fratello giovane: chi bussa alla porta del tempio? Il fratello introduttore risponde: va un cadavere che cerca di risorgere, pensate al Cristo velato, un cieco che chiede la luce, un gentiluomo che prega di essere ammesso libero muratore. Vi ho messo accanto un'incisione, diciamo, esistevano già allora naturalmente questi testi, Introduction de l'apprenti maçon dans le temple de la vertu, quindi questo tempio della virtù, vedete, è è bendato, e anche, e lo ritroviamo anche in questo nostro cieco, la spalla sinistra scoperta. Era previsto nel rito perché la spalla sinistra doveva scoprire il cuore, cioè dimostrare la buona fede, la veridicità della scelta, diciamo, di entrare nella setta. Ma e sono, diciamo, praticamente in chiusura, scusate, ho parlato anche troppo, ma stiamo arrivando, diciamo, al clou.
come mettere in rapporto la statua del Cristo velato con il rituale massonico. Però vi dico di Gran Maestro qual era Raimondo. Vi preciso subito che io non penso affatto, non ho scritto questo, che la Cappella San Severo sia una loggia massonica, sia in qualche modo una sorta di tempio delle virtù massoniche, perché non ho il tempo di soffermarmi sul dominio di se stessi, sulla sincerità, sulla liberalità, sulla soavità del gioco matrimoniale, quindi sulla fedeltà, lo zelo della religione inteso non tanto in senso puramente, diciamo, cattolico, ma in genere l'importanza diciamo, della religione, sono tutte statue che noi ritroviamo nella cappella. Mi sono soffermata e continuo a soffermarmi su quelle più, diciamo, significative. E quindi c'è questa questione di questo Cristo velato, coperto, ma com'è possibile? Come viene in mente? Sì, la spudicizia possiamo anche far passare la sapienza ermetica, c'è una tradizione, Iside e la sapienza velata, però veramente è peculiare questo cadavere velato. E quindi, ricordando l'obbligo alla segretezza dei rituali massonici, occorre immaginare che San Severo usi un codice semantico esoterico, cioè pubblico, manifesto, che è quello dell'iconografia religiosa di matrice cristiana, e uno esoterico, ermetico, comprensibile solo per gli iniziati. Partendo proprio dall'opera del San Martino, che originariamente doveva essere posta nella cripta sottostante, pensata a Raimondo come una sorta di caverna, alla luce di quanto ricordato, ci apparirà come cadavere che vuole risorgere. E si tratta di un cadavere velato. E qui la seconda chiave di lettura. Il tema del velo, già presente nella pudicizia, posso metterlo in rapporto, a proposito del Cristo, in relazione con un'opera scritta in tedesco e poi tradotta in francese, intitolata I costumi dei massoni nella loro assemblea, principalmente per quanto riguarda la ricezione degli apprendisti e dei maestri, ora scoperti nuovamente e sinceramente, un'opera del 1745. Ora vi mostro in particolare la ricezione di maestro. Che cosa prevedeva? Che, vedete, sulla vostra destra ci sono questi aspiranti maestri coperti di un panno che poteva essere di lino sottilissimo, che mano a mano che passavano poi a imparare la parola maestra, essere riconosciuti dal gran maestro che trovate lì sullo sfondo. Questo è un rituale, adesso non mi posso soffermare, insomma, della tradizione massonica, che si rifà, diciamo, all'architetto del Tempio di Salomone, Hiram Abif, che era il depositario di queste, diciamo, di queste parole magiche per questa tecnica costruttiva del grande tempio. Ora, e che poi fu ammazzato e poi dopo invece fu scoperto il suo cadavere, e quindi si celebra questo rito assemblato, diciamo, associato a quello del Gran Maestro. Però vi ripeto, siamo sempre nell'ambito di una simbologia, come dire, sì, appunto, di simboli. Anche il mazzuolo, la squadra, il compasso, insomma tutti questi attrezzi che fanno riferimento ai muratori diciamo, delle cattedrali gotiche. È evidente che loro costruivano questi maestri operai organizzati poi dai loro capi mastri e quindi gran maestri. È tutta una simbologia che viene recuperata da questa società segreta, non a caso usa dei simboli, per poi operare invece sul piano poi sociale e anche nel tempo politico.
Chiudo veramente con un'ultima immagine, sollecitando la vostra curiosità e mi auguro anche di poter stimolarvi a visitare la Reggia di Caserta, in particolare dove si trova questo affresco realizzato da un pittore tedesco che si chiama Heinrich Hüger, che io ho studiato, che rappresenta una loggia, diciamo, scusate, un'iniziazione massonica, in questo caso di apprendista, dove nella biblioteca palatina della Regina Maria Carolina, che negli anni '80 del '700 addirittura diventa in qualche modo protettrice di questi massoni che ormai sono diventati, diciamo, più importanti, si sta affermando, diciamo, la massoneria, e quindi addirittura il suo favorito, il viceré Francesco Caracciolo, il viceré di Sicilia, era gran maestro della massoneria siciliana, e quindi insieme con Fugger, che anche egli probabilmente simpatizzante massone, della sua biblioteca fa realizzare un ciclo di affreschi che io ho studiato e interpretati in chiave massonica. Vi mostro solo questo alla luce dei pochi simboli e delle poche indicazioni che vi ho dato. Vedete l'apprendista massone con la spalla sinistra scoperta, con il ginocchio ad angolo retto, che ricorda appunto la rettitudine della squadra, e ancora a che cosa assiste? Allo scoprimento della sapienza antica che, guarda caso, rappresentata una statua velata, esemplata, a mio giudizio, sulla pudicizia della Cappella San Severo. E quindi, come vedete, è un circolo che in qualche modo si chiude come una sorta di Urobos, il simbolo per eccezione della sapienza ermetica, che negli anni che abbiamo attraversato il Settecento aveva un valore fortemente progressista e innovatore. Vi ringrazio per l'attenzione. Che ringrazio, chiedo scusa a tutti voi, sono arrivata poco dopo l'inizio e chiedo scusa alla nostra relatrice di oggi, la professoressa Cioffi, che devo dire ci ha regalato una conferenza affascinantissima che ci ha fatto capire quanto appunto le opere d'arte abbiano un portato che va oltre naturalmente la dimensione estetica. Noi oggi abbiamo parlato di un'opera che è uno dei capolavori assoluti dell'arte scultorea, un'opera profondamente ammirata naturalmente non solo per la tecnica, anche da Antonio Canova, ma soprattutto ci ha spiegato quanto l'arte sia intersecata con la religione, con la storia sociale, insomma quanto sia complesso provare a leggere, a comprendere gli stratificati messaggi che possono celarsi sotto appunto a una dimensione estetica. Che dire, io non posso solo insomma ringraziarla, dirle che naturalmente per noi, per la città di Bassano, per il Museo Civico è un onore averla avuta qua stasera a raccontarci, a spiegarci appunto il lungo studio che l'ha portata a questa profonda conoscenza di questo capolavoro. Ringrazio Mario Guderzo, che è curatore di questa rassegna, di questo ciclo di incontri che sta avendo un grandissimo riscontro. Sono felicissima di vedere che anche questa sera la sala è veramente gremita e spero, penso di poterlo dire anche a nome del professor Guderzo, che appunto lei voglia ritornare anche magari in un prossimo ciclo di incontri per regalarci un'altra bella conferenza, come bella e interessantissima è stata quella di oggi. Grazie infinite. Grazie a voi. Allora, ho appena
capito che non è stata menzionata la prossima ad inizio della conferenza, quindi questo era il terzultimo appuntamento, perdonatemi, sono senza occhiali. Il prossimo appuntamento sarà il 9 maggio, giovedì 9 maggio, con la professoressa Stefania Portinari dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con un intervento dal titolo "Vi ho cercata inutilmente per tutti i luoghi che la moda fa lieti". Di fatto la professoressa Portinari ci parlerà di illusione e realismo nella pittura dell'Ottocento, con degli affondi anche sulle nostre collezioni del Museo Civico. Grazie e ci vediamo il 9 maggio.